Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, visto che ho avuto varie richieste di persone che erano interessate alla storia di fantasia, e vi ripeto, queste sono sempre storie di fantasia del vostro Marietto, a Simonetta, questo soggetto che il vostro Marietto ha conosciuto, questa signora che il vostro Marietto ha conosciuto a 20 anni, e mi chiedono ma chi è questa Simonetta, cosa ha fatto questa Simonetta e quant'altro. Ebbene, oggi il vostro Marietto vi vuole raccontare ancora una piccola favola di cosa è successo più o meno 35-40 anni fa. E qui il vostro Marietto aveva 43 anni, scusate, 23 anni, scusate, non è che sono così vecchio, aveva 23 anni e andavano cioè praticamente il vostro Marietto in quel momento lì faceva il barista e finiva alla sera, perché faceva il barista nella casa dei sogni, la casa dei sogni, questa fabbrica dei sogni, e quindi faceva il barista e finiva alla sera, alla notte, verso le 3 e 4. E in quel periodo erano andati con la Simonetta a dormire in una casa che aveva il Marietto, a 30-40 km di distanza. Quindi la Simonetta lo aspettava e poi alle 3-4 di notte si addormentavano, quando arrivava a casa si addormentavano e via. Ma cosa è successo una sera quando il vostro Marietto è ritornato a casa del lavoro facendo 30 km e è arrivato a casa? Si è praticamente addormentato nel letto con la Simonetta e a un certo punto ha avuto un incubo tremendo che ha sognato praticamente che stava lottando contro un pitone e questo pitone praticamente stava mangiando il vostro Marietto. All'indomani, cavoli, il vostro Marietto era tutto spaventatissimo e quando si è svegliato ha raccontato questa storia alla Simonetta, che non sembrava tanto turbata. Al che però il vostro Marietto era turbatissimo, no? E pensava, ma chissà che sogno, sembrava quasi vero. Poi passa la giornata, la notte, stessa cosa, il Marietto si addormenta e sente che la Simonetta gli stringe il braccio intorno al collo. A che il Marietto pensava che la Simonetta gli volesse bene al Marietto, al vostro Marietto, no? Ed era contento, solo che sentiva che questo braccio intorno al collo era un pochettino forte. Allora gli dice, dai Simonetta, lasciami un po' riposare che adesso voglio dormire. Solo che sentiva che questo braccio era anche un po' viscidino, e un po' frescolino, freddino, e allora il vostro Marietto a un certo punto accende la luce e cosa vede? Vede un pitone, poi apre e richiude gli occhi e vede praticamente il braccio della Simonetta. E allora ha pensato, ma magari ho sognato, devo avere qualche allucinazione. Ieri ho sognato un pitone che mi stringeva forte e mi stava per ammazzare e adesso sogno praticamente un braccio che diventa pitone. Devo essere proprio fuso, magari lavoro troppo. Insomma, il vostro Marietto è... vi ricordo che questo è un racconto di fantasia, non pensate che siano racconti un po' così. Quindi il vostro Marietto era un po' sulle sue, incominciava a dare segni di squilibrio perché vedeva pitoni dappertutto, nei sogni e anche magari nella realtà. Passa la terza notte e stavolta però cosa succede? Succede che il vostro Marietto è sempre a letto e sente che è di nuovo il braccio che stringe. Questa volta però il pitone, cioè voglio dire, il braccio stringeva troppo forte, gli faceva male al vostro Marietto. Allora il vostro Marietto è riuscito con un braccio ad arrivare alla luce e per la miseria vede un pitone gigantesco che stringe il collo del Marietto. Al che il Marietto ha pensato subito che il pitone avesse mangiato prima la Simonetta e che, visto che il vostro Marietto lasciava sempre aperta la porta di entrata, non la chiudeva mai, ha pensato che magari a un vicino gli fosse scappato un pitone e che gli fosse arrivato in camera, avesse mangiato la Simonetta e poi stesse mangiando lui. A un certo punto questo pitone era troppo forte, ma era gigantesco, gli ha stretto il collo e il Marietto ha detto fra di sé, aveva torto il mio babbo che mi diceva che avrei vissuto più di 85 anni e torno, perché io in quel momento lì, cioè io sono un cristiano evangelico, ma in quel momento lì ho detto Signore arrivo. Quando ho detto Signore arrivo, praticamente
il pitone si è sciolto, praticamente si è dissolto e mi è ricomparsa la Simonetta. Vi ricordo che questo è un racconto di fantasia, non ha nulla di vero. A un certo punto io guardo la Simonetta e capisco che era un demone che era entrato dentro la Simonetta, almeno penso di capire questo qui. Guardo Simonetta e dico, ma Simonetta ti è entrato un demone, perché sapete, noi cristiani evangelici sappiamo che esistono i demoni. Allora vado, cioè ci mettiamo sul giaciglio, la Simonetta piangeva, no? Io praticamente ero contristato perché avevo visto questa scena, avevo visto questo pitone, questo demone che si era preso il corpo della Simonetta e ho cercato di rincuorarla. Non prendetela, adesso preghiamo Gesù bambino che diciamo di toglierti questo genio. E lei mi diceva, ma tu non capisci, tu non capisci, tu non capisci. Io dicevo, ma cosa devo capire? Ho visto che c'era praticamente un demone che si è impossessato della mia Simonetta. Morale della favola, ci mettiamo seduti sul bordo del letto, io insomma avevo il cuore a mille che sembrava che fosse una caffettiera, no? La Simonetta continuava a piangere e il vostro Marietto a un certo punto guarda la Simonetta e la Simonetta gli dice, ma perché con te non riesco? A quel punto lì il vostro Marietto a un certo punto ha capito che la Simonetta ne aveva mangiati altri. Bene cari amici, questo mi raccomando, dovete prenderlo come un racconto di fantasia, non è vero niente. Il vostro Marietto ha finito il racconto e come ogni volta che finisce questi racconti di fantasia vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto di Veneziana e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook o Telegram. E magari se avete anche voglia un bel super like fa sempre bene e tira su di morale. Cari amici, grazie e alla prossima, ciao!